Sì, sarò breve perché penso, come ha detto il consigliere Paviotti, di aver già detto prima tutto quello che c'era da dire, ma più che a parte la famiglia Baradel che si è attivata per far conoscere questo problema che era nato appunto da questo bando che era stato emesso dalla Regione. Quello che ci tenevo a ricordare appunto è la mobilitazione che si è messa in moto, ma non solamente perché chiamati e sollecitati dalla famiglia Baradel, ma perché evidentemente il lavoro che viene svolto in quel centro viene fatto come mi immagino anche da altre parti, ma è riconosciuto praticamente in tutta la regione per tutta una serie di cose che non sto qui a dire appunto perché le ho dette precedentemente, ma appunto quello che abbiamo depositato prima penso sia la dimostrazione di quanto sia importante per la ex provincia di Gorizia avere un centro anche di riferimento dove le persone possono recarsi nel caso si trovi insomma, qualche animale in difficoltà. E siccome non tutti i consiglieri, appunto ce n'erano tanti, e questo è a maggior ragione dimostrazione che è stata una faccenda, una questione che ha interessato molti di noi, ma volevo ricordare appunto il numero impressionante di firme che sono state raccolte per questa causa, 12.866 adesioni online in una petizione lanciata online e 13.000 praticamente firme sui moduli della Regione, quindi credo che l'attenzione che è stata posta dai consiglieri regionali e dagli uffici della Regione che si sono resi da subito disponibili per trovare una soluzione, io ringrazio veramente tanto chi si è speso e chi ha trovato la soluzione a questo problema. Bene, Novelli.